conosco la famiglia, conosco la persona, non mi aspettavo una cosa così grave. Un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto sulla comunità di Arcade, ora sotto shock. È quanto sarebbe accaduto qualche settimana fa in una famiglia marocchina residente in Veneto da una ventina d'anni. Il capofamiglia avrebbe cosparso la figlia, quindicenne, di benzina, ma fortunatamente l'accendino si sarebbe inceppato, evitando il peggio. Dietro al gesto il fatto che la ragazzina agli occhi del genitore si vestisse come i suoi coetanei all'occidentale. Un fatto che ha spinto la madre insieme ai 3 figli a chiedere aiuto, raccontando di altri episodi di rabbia e violenza che sarebbero accaduti in passato. A questo punto la polizia ha coinvolto il comune di Arcade. Mi ha informato della situazione di una mia famiglia e che necessitava che io mettessi la famiglia subito al sicuro. È andata la polizia locale a prelevare il consultorio di Villorba, portarli presso l'abitazione, a recuperare l'abbigliamento e poi portarli sulla struttura protetta dove tuttora si trovano. La madre e i suoi 3 figli si trovano ora in una struttura protetta. Attendiamo a disposizione della magistratura e cercheremo di dare sostegno alla famiglia in modo che alla fine della storia ci sia anche un ricongiungimento e ci sia comunque una serenità maggiore per i figli minori. Una famiglia che in paese raccontano come ben integrata, che non aveva mai dato problemi al comune, non erano mai arrivate segnalazioni. Ora spetterà agli inquirenti far luce sulla vicenda. Il sindaco Presti racconta di aver incontrato qualche giorno fa il padre. L'ho visto abbastanza, ovviamente, comunque giù di tono, poi a un certo punto ha pianto dicendo appunto che la famiglia non è a casa. Io ho risposto che io non sapevo nulla, che ero il sindaco, quindi ha capito che non avrei mai detto ovviamente comunque lui dove si trova la famiglia, e lì abbiamo anche parlato della questione dei figli. Ho detto che qui non c'è la Sharia, qui siamo in Italia e qui lui deve vivere e far vivere i propri figli come viviamo noi.